Ma manco che si mangiamo la uia che volevo. Scherziamo, procediamo. Che manco coraggio, andiamo a questo punto. Aspetta! Senti una cosa, ma no, chi se ne ha marito? Senti una cosa, ma è successo qualche disgrazia in questa casa? Sì! Sì o no? Se facessi una grossa, ti cavalli non da udare? Sì! No! È visto tutto allora che vuoi? Adotto padrone! L'ho visto presentemente! È presente qua! Allora non mi la chiamare, fammi! Lo chiamo? No, lo vogliamo anche a noi! Che sono il tutto psicoterapeuta, ma avete fatto correre con Manu Pazzo dicendomi che si trattava di insulto e poi... Aspettatelo, vieni qua! Essere insultato! Sì. Andando a casa! Vabbè, sarà stato un insulto capriccioso, Lotto, che volete? Chi siamo mieti, poi ha trovato la forra in da farmacia, signor, ma farmacia è farmacia, io ho finito il mio giro di vita e mi stavo riposando, sapete, la pressione, con la pressione non si scherza. Dottor, quella è stata proprio un'emergenza, siamo questa faccia... Casa mia, ma chi lo posso chiamare? Mandala a casa perché io mi sento buio. Mandala a casa. Quelli po', ma tu non ti senti buio? No, mi sento buio. Sicuro del po'? Sicuro, mandala a casa. Mi dispiace, ma è stato riconvenuto. Il paziente si sente bene. A me fa piacere che il paziente sia meglio e non abbia bisogno della mia consulenza. Ma voi mi avete chiamato, io sono corso, qualcuno mi deve pagare, o no? Ma che ho visto pensato una cartarella? Qui 4 anni scalata fatta, dottore! Troppe cose! Dacci qualcosa, e non si faccia parlare ancora la gente, per piacere. Che dice, allora c'è qualcosa di Sì, dacci qualcosa. Vediamo, va bene? Questa è una lira, e siete ben pagati, Una lira a me, al dottor Grillo. Sentite, voi mi avete fatto correre, io sono corso, mi dovete almeno 10. Ma te, dai, vedete, si capisce, dai! Sentite, proprio perché mi siete antipatici, facciamo una cosa, ecco qua. Ecco qua, queste sono 5 lire. Bravo, 5 e faceteci pure una bella visita, E va bene, per adesso può andare. Procediamo. Procediamo. Poi stai scicando, noi sto qua, non ti incaricare. Datemi una mano. Ma che fa? Dicevo per dire. Vuol dire che sta? Ma non voglio niente quello. Mettetevi là che è meglio. Veniamo a noi piuttosto. Il suo nome? Liborio Ciaramella. Liborio Ciaramella. Signor Liborio, io a lei non so come la vedo, La vedo un po' nervosetta. Guardi come sono calmo io, a lei sono nervosetto. Vediamo se le posso dare qualcosa. Ci dà a me che sta Manda una carica, ma penso che lo metta a posto. Facete una cosa, ma facete una bella visita a mano libera. Poi vediamo. Poi vediamo. Adesso fai venire le mani. 1, 2. No! A me la bocca. Come una posizione, poi a chi Mostrate la lingua così. Adesso sedete. Sedete. Mostratemi il fondo oculare. Poi ci faccio il fondo oculare, Va bene. Dite una cosa, quanti anni avete? 62? Allora dite 33. Fate perdere tempo e dite 33. Non lo fate perdere tempo e dici 33.
33, 33, 33. Va bene, le spalle sono a posto? Ah, buone notizie. I polmoni, ci sono tutti e due. Ecco papà pure la fumata, Poi, ditemi una cosa, l'appetito, come andiamo? abbastanza bene. Stiamo mangiando 100 piante di marruzzino. Oh, Aria, aria. ah, dottore, è preciso, sì. Ogni domenica. Oggi che giorno è? Oggi che giorno è? Domenica. Non avete sentito qualche cosa? Ma che fare di fare? Sediti! Allora, Alza! Sediti! Alza! Si mi dice che già fa, Un po' così, facciamo l'ultima controllatina. Perfetto, sulle braccia. Giratevi. Signori, siamo finalmente giunti alla diagnosi. ecco, andiamo. Mi sembra di capire che non ci siano parti lese. Meno male. Per una vostra maggiore tranquillità, io direi una volta al giorno una suppostina di Mica Mao. Come sanno lei? Sì. A questo punto, se permettete, io toglierei il disturbo. Prego, dottore. Fate con comodo. No, guardalo un po'. Per quanto riguarda il resto della mia parcella, Andiamo.